Buonasera amici del futsal italiano, buonasera e ben trovati da Attilio Scuderi. 119 giorni dopo, eccola qui, si ricomincia col grande spettacolo del futsal di Serie A. Si ricomincia con una Meta Catania con il suo esordio in campionato con il tricolore sulle maglie rosso-azzurre dopo la grande cavalcata dello scorso anno e la grande finale vinta contro Napoli. Attenzione, perché di fronte ai campioni d'Italia della Meta Catania c'è la Camedosson Treviso del Mago Roccia, che cercherà subito di cercare punti pesanti. Li vedete già al centro del centrocampo il capitano della Meta Catania Carmelo Musumeci e il capitano della Camedosson con la maglia numero 12 Giapa. Terna arbitrale già schierata e saluto di rito in un Pala Catania con oltre 1500 spettatori, e Pala Catania che, ve lo ricordiamo, è pronto poi ad ospitare il 23, il 24 e il 26 ottobre il main round di Champions League, dove la formazione di coach Quandra è pronta e cercherà di strappare il pass per l'Elite Round. Però questi sono discorsi diversi. Oggi ci si concentra sul campionato, su questa prima giornata dove tutti vorranno battere la Meta Catania, perché tutti vogliono strappare il tricolore dalle maglie rosso-azzurre. Andiamo con le formazioni, le vediamo in grafica. Cominciamo con la Meta, con la maglia numero 1 Sebastiano Tornatore, con la maglia numero 2 Michele Podda, con la 5 Silvestri, con la 6 Pulvirenti, con la 7 Dialluca, con la 8 Salamone, con la 10 Arillo, con la 14 Bocao, con la 17 Turmena, 18 Team, 21 Pina, con la 22 il capitano Carmelo Musumeci. Rimangono fuori Ana, che è arrivato da pochi giorni, rimane fuori Anderson, rimane fuori anche Luigi Musumeci. Ricordiamo anche i gemelli Mario e Giulio Musumeci aggregati quest'anno alla prima squadra. Eccoli qua invece il roster della Camedosson, con la maglia numero 1 Pietrangelo, poi Fiors con Azzoni, Sutton di guida Ugas, Valex, Donin, Perazzetta, Giapa e Del Gaudio a completare il roster della Camedosson. Foto di rito per la formazione di Treviso, inquadrata anche dalle nostre telecamere. Ringraziamo la regia del nostro Francesco Caruso, e tra poco si parte con le grandi emozioni, con le scelte da parte di coach Quandra, che parte tra i pali con Sebastiano Tornatore, parte con Maurizio Silvestri davanti alla difesa, laterali Turmene e Carmelo Musumeci, davanti Attilio Arillo. Una delle grandi novità e dei grandi acquisti del mercato della Meta Catania. Risponde la Camedosson con la maglia numero 1 Pietrangelo tra i pali, poi Sutton lì a protezione della difesa, i due laterali, da un lato c'è Sacon, davanti Giapa con la maglia numero 12, e poi roster completato dalla maglia numero 22 da Dunin. Intanto si comincia, start alla prima di campionato, a questo ennesimo campionato di Serie A, questo grandissimo spettacolo del futsal italiano. Subito Meta, profondità verso Arillo, c'è stata la chiusura da parte di Sacon, Silvestri sbaglia l'appoggio semplice, la rimessa laterale sarà in favore della Came. La formazione di Treviso, grandissimi scontri tra Camedosson e Meta Catania, tanti precedenti, sempre grandissime partite, soprattutto giocate anche in panca, lo dobbiamo dire, dove Roccia ha sempre dato filo da torcere. Attenzione all'azione di Donin che si muove bene, zompetta sulla sfera. Sutton è uno degli ex della partita. Attenzione Giapa, subito manona di Tornatore sulla girata del capitano, che vuole subito accendere i giri della sua stagione, sempre in doppia cifra il capitano della Camedosson, e voleva subito cominciare bene. Adesso
c'è la transizione da parte di Maurizio Silvestri che non permette a Giapa di dare e alimentare l'azione. Turmena, uno dei grandi protagonisti dello scudetto dello scorso anno, rimasto fuori per alcuni mesi, poi tornato in maniera veemente anche per la semifinale, poi la finale dove ha fornito assist al bacio oltre a gol pesanti. Attenzione a Turmena, ancora contro Sutton, prova la giocata ma Sutton ha capito tutto. Il tocco poi da parte di Giapa, rimane in attacco la Meta, ancora con Luis Turmena, pallone dentro, piedone di Pietrangelo, uno dei portieri più in forma, uno dei migliori portieri del circuito italiano, il numero 1 della Camedo Son, una grande sicurezza, sempre grandi prestazioni, ed eccolo qui ad aprire la manona e a rispingere in calcio d'angolo il tiro secco di sinistra di Luis Turmena. 2 minuti del primo tempo, 0-0. Silvestri esterno della rete, prime fasi di studio, già zompettano anche le due panchine. Sutton braccato da Turmena, poi pallone lungo alla ricerca di Giapa che mette giù, poi vede Sutton che non riesce a impattare, era buona l'idea nell'1-2 tra il numero 10 della Camedo Son e il capitano di Treviso. Turmena, il velo di Carmelo Musumeci per Silvestri, perpendicolare, Arillo, spalle alla porta, affrontato da Sacon, poi Carmelo Musumeci, 1 contro 1, i due capitani, ancora il capitano anche della nazionale italiana, c'è da Turmena, facile per Pietrangelo e un cioccolatino per il portiere della Camedo Son. Si riempie sempre di più la tribuna del Pala Catania, le due tribune, soprattutto grande passione da parte di Catania che ha dato un grandissimo contributo per quanto riguarda la finale scudetto, la semifinale, un Pala Catania stracolmo, oltre 5.000 presenze nella partita contro Napoli che poi ha dato il là a gara 3, quella decisiva, poi vinta in maniera veemente dalla formazione di coach Quanra. Ancora lui sulla panchina della Meta Catania, era praticamente scontato il rinnovo dello spagnolo. Rimessa laterale, non grandi ritmi, dobbiamo dirlo, più studio, adesso è entrato Bocao, rimane sempre con lo stesso roster invece Rocha. Attenzione all'attacco velenoso da parte di Sacon, Tornatore però era attento, ha protetto palla, dentro per la Meta Catania, Pulvirenti da pivot, questa è stata la novità della Meta Catania nei playoff. Pulvirenti, pivot, attenzione a Podda! Michelino Podda ancora ricomincia da dove aveva chiuso con un sinistro terrificante e 1-0 Meta Catania. Lo rivediamo nuovamente grazie alla regia del nostro Francesco Caruso. 22 gol in regular season l'anno scorso, è bastato pochissimo. Se la regia mi aiuta a rivederlo, eccolo qui nuovamente, il velo di Gabriel Pina, Giapa non lo insegue e Podda trova l'angolino giusto. 1-0 Meta Catania, il primo gol dei rossazzurri nella stagione 2024-2025, porta la firma di chi è stato capocannoniere, Michele Podda. E adesso vediamo la reazione della Came. Intanto nella
nella formazione di Rocha. Attenzione a Sacon, pallone dietro per Sutton, è entrato con la maglia numero 7 Valex, proprio lui prova la bucata, capisce tutto Podda, attenzione ancora Podda, numero ancora con la suola, poi arriva Pulvirenti, chiusura carambola che favorisce l'intervento di Pietrangelo. Dicevamo di Giovanni Pulvirenti nel finale di stagione, la novità proprio di Quanra con Pulvirenti messo lì, pivot, difende benissimo la palla, ha una lettura importante, non la perde e poi ha anche dei movimenti che hanno sempre favorito le bucate di chi arriva a rimorchio. Insomma, una lieta scoperta per un giocatore che ha fatto praticamente tutti i ruoli nella sua carriera ed è diventato poi decisivo, importante, cinico, spietato, con 16 reti nella passata stagione, ma soprattutto quei gol pesantissimi che hanno consegnato lo scudetto alla Meta Catania. Lo vedete proprio inquadrato Giovanni Pulvirenti, la Came deve tornare su, è sotto di una rete, attenzione all'intercetto di Azzoni, se ne va via, ha provato il destro l'ex della Meta Catania, ha vestito la maglia rossa-azzurra, Jack Azzoni, Giappa, Sutton affrontato ancora da Michelino Podda, sterzata di Sutton, ha capito tutto, intercetto da parte di Giovanni Pulvirenti che non ha permesso che il pallone arrivi a Valex, e vedete la sua saggezza tattica da parte di Pulvirenti, molto importante anche in questo, nella fase di non possesso come ripiega bene. Nella Came Dawson c'è tanta qualità pure, e lo vedete proprio lui, il professore Sutton, 13 gol nella sua esperienza con la maglia della Meta Catania, quando la Meta Catania proprio sfiorò lo scudetto, proprio battendo in semifinale nella Final 8 a Pesaro, proprio la Came Dawson di Rocha in una sfida che fu pazzesca, che aprì la finale. Allora la Meta Catania allenata da chi oggi è l'allenatore della nazionale italiana, che è Salvatore Samperi, che prova ad aprire un grande ciclo con la maglia azzurra. Lui che ha vinto lo scudetto con Eboli 2 anni or sono. Attenzione intanto alla Meta con Boccao, pallone dietro, Gabriel Pina, poi ci torniamo sul coach della nazionale italiana, su Salvo Samperi, che ha cominciato questo percorso, speriamo virtuoso. Podda prova il numero, ha capito tutto Azzoni, se ne va via, ancora Azzoni, chiusura di Gabriel Pina che chiede cambio, pronto a entrare Carmelo Musumeci. Boccao, Turmena, Carmelo Musumeci, Pulvirenti, si alza il grido meta al Palla Catania. Boccao irruente su Geccazzoni, fallo, punizione interessante per la Came, cambio, esce Loris Di Guida, un altro ex della partita, esce anche Azzoni, pronti a rientrare sia Donin e sia Sutton. Attenzione perché sulle palle inattive Sutton è pericolosissimo. Sistema la barriera Sebastiano Tornatore, anche lui cerca grande continuità, il portiere della Meta. Ricordiamo che la Meta in panca anche Tim, lo scarico su Donin, pallone alto, dicevamo di Tim, altra alternativa tra i pali di una Meta Catania che ha messo dentro anche Sicheira. Diciamo che Tornatore tra i pali è una sorta di saracinesca, Tim ti dà qualcosa, palla al piede, dal punto di vista tattico ti dà un power play naturale spesso,
con una superiorità numerica che certe volte fa la differenza, e anche Siqueira con i piedi è veramente interessante, lo conosciamo per la sua esperienza anche in Italia. Arillo, pressato da Azzoni, che è rientrato sul parquet del Pala Catania. Sempre 1-0, meta Catania. Ancora la meta, pallone fuori, Turmena, altissimo. Ricomincia la Came, pallone errato, il suggerimento di Ugas, ritorna in possesso palla la formazione etnea. Carmelo Musumeci. Pallone in fallo laterale, ancora in zona d'attacco la meta, il tocco di Valex. Pietrangelo capisce tutto, prova a far ripartire la sua squadra, poi Arillo a difendere il pallone, lo fa bene. Si riparte ancora dal capitano che viene pressato, poi pallone che giunge a Pietrangelo. Prova ancora Valex, l'1 contro 1, difficile superare proprio lì Carmelo Musumeci, che poi trova Arillo, pallone alto, occasione ancora per la meta Catania. Ritorna ancora in possesso, intercetto però perfetto da parte di Carmelo Musumeci, che va via 2 volte, poi ci mette il piedone Sacon a fermare l'irruente recupero palle, lo sfondamento del capitano della meta Catania. Di guida, chiuso da Silvestri, non c'è fallo. Largo a sinistra, Sacon ha trovato l'angolino, è stato ingannato Sebbi Tornatore e c'è il pareggio della Camedosson col diagonale di Sacon al minuto 8. Lo rivediamo, la puntata l'ha vista all'ultimo momento Sebbi Tornatore, che non è riuscito ad arrivare sul pallone per il pareggio della Came 1-1. Attenzione alla Came che adesso vuole pressare sulle ali dell'entusiasmo del pareggio. C'è la chiusura di Gabriel Pina in fallo laterale. Laterale, si riparte da Valex. Prova il sinistro, non inquadra la porta. Bocao la difende Giovanni Pulvirenti, però la perde sulla pressione di Sacon, la recupera Gabriel Pina e poi Valex in chiusura su Michele Podda. Rimane in avanti la meta Catania 1-1, è cambiato il punteggio
al Pala Catania con i rossazzurri che adesso provano nuovamente a tornare davanti, ma difende bene la Kame, le indicazioni di Silvio Rocha anche alla sua panchina. Sutton, Giapa, a Donin, stesso discorso fa anche Quanra nella sua panchina. Indicazioni adesso al capitano, a Carmelo Musumeci, da parte dell'allenatore della Meta. È pronto Podda. Pallone ancora in fallo laterale. Gabriel Pina. Podda dall'altra parte, si sposta sul sinistro, la pressione da parte di Ugas, poi Pulvirenti, ancora Podda, ancora Ugas, ha provato il corridoio Podda, Ugas però si intromette nella traiettoria, fa su il pallone, se ne va via, se lo allunga troppo. Siamo a metà del primo tempo, 1-1 tra Meta Catania, i campioni d'Italia della Meta Catania, contro la Kame Dosson. Al gol di Podda ha risposto 2 minuti fa. Attenzione, Pulvirenti, gol! È il 2-1 della Meta Catania. L'hanno combinata grossa Pietrangelo e Donin, e si è intromesso Pulvirenti e Provvidenza ha detto sì e ricomincia anche lui da dove aveva chiuso la stagione. In gol il 2-1 della Meta Catania. Giovanni Pulvirenti, ritorna avanti la formazione rossazzurra. Podda, Bocao, ancora Bocao, 2-1 Meta Catania. Al 10° minuto, attenzione a Sutton, ma Gabriel Pina è perfetto nell'andare a intercettare la traiettoria, non permette alla Kame di sfondare verso la porta. Sutton, la chiusura ancora di Pina su Valex, che poi ha provato col sinistro. Si è alzata la traiettoria, lo rivediamo, prima la chiusura di Gabriel Pina, poi Valex rimane lì la palla col sinistro. Pallone sopra la traversa di Tornatore. La chiusura di Josip Sutton su Pulvirenti, che dà sempre fastidio in quel ruolo, ormai è diventata veramente il suo nuovo ruolo, quello di Giovanni Pulvirenti, andato in gol qualche secondo fa. Gran numero di Podda, e poi ha provato il tiro cross ancora con Sutton che si è sostituito, provvidenziale il muro del numero 10 della Kame. Bocao, altro giocatore fondamentale al suo terzo anno con la maglia della Meta Catania. Gabriel Pina, ancora l'1-2 con Pulvirenti, era buona la lettura, attenzione perché è uscito bene la Kame, il fallo e c'è la munizione, credo per Bocao, non so se abbiamo il replay, se mi aiuta Francesco Caruso in regia. No, credo giallo per Bocao, se non ho visto male.
Came Treviso che prova a venire su nuovamente. La chiusura da parte di Maurizio Silvestri sul capitano Giapa. Marcature che si stringono. Sutton corto, ha provato Donin, poi la conclusione di azioni respinta ancora, crediamo ultimo tocco di Carmelo Musumeci. Sarà calcio d'angolo ancora per Treviso. Sutton non intercetta Giapa, peccato, non era male l'idea del numero 10 della Came Treviso. Si riparte da Tornatore, testa alta, prova, ha intercettato Donin, intercetta Turmena, anticipando Giapa, ancora Turmena, non scarica il sinistro, ricomincia da Musumeci, poi Silvestri, ancora Musumeci, alza la testa il capitano, prova l'1-2, la pressione di Azzoni su Turmena, non permette al brasiliano di affondare. Arillo contro Donin, raddoppiato, scarica Arillo dall'altra parte sulla destra per Turmena che prova la giocata, Sutton non gli permette di calciare, ancora Musumeci, prova la pressione la Meta Catania ma esce bene la Came Treviso che adesso prova il recupero palla con la pressione che mette in grande difficoltà Silvestri da parte di Giapa e di Sutton. Permette alla formazione di Rocha di tornare in avanti. Ancora fuori Donin, chiusura di Arillo. 8 minuti alla fine del primo tempo, 2-1 Meta Catania. Non c'è l'ultimo tocco di Arillo sul tentativo di Donin, dunque si riparte dalla rimessa dal fondo. Turmena prova a pressare alta la Came Treviso, riesce nuovamente nel suo intento. Partita di grande equilibrio rotto dall'errore di lettura di Pietrangelo e Sacon che ha permesso a Pulvirenti di andarsene tutto solo in porta per il 2-1 della Meta Catania. Giapa, Sutton, ancora Giapa, spalla alla porta, scarico dietro ancora per Sutton, siamo nella zona di centrocampo, ancora 1-2, attenzione perché Turmena prova a far salire invece la pressione rossazzurra, poi Pietrangelo con i pugni, Tornatore ad anticipare Azzoni, 5 tra i due giocatori. Giapa, Sutton non inquadra la porta. Sempre 2-1 Meta Catania, minuto 13. Turmena. Il tiro, c'è il gol della Meta Catania con il tocco Bocao e il 3-1 della formazione rossoazzurra. Andiamo a rivedere la giocata di Luis Turmena, lo spazio trovato e il piattone di Bocao
che è sulla traiettoria perfetta ad anticipare anche l'intervento di Pietrangelo. Il 3-1 della formazione rossazzurra ed è time out, ci fermiamo anche noi. Tutto pronto dopo il time out. Meta Catania 3, Came Treviso 1. Il gol di Bocao, anche lo scorso anno Bocao ha fatto una stagione straordinaria con 13 reti all'attivo. Ricomincia anche lui con il vizio del gol. Attenzione a Valex, attenzione alla Came, Giappa, e c'è Tornatore però che risponde presente sulla conclusione del capitano della Came Treviso. La reazione della formazione di Rocha che prova a tornare sotto. La partita è lunghissima, mancano 6 minuti e 20 alla fine del primo tempo. Pietrangelo con il destro trova ancora Giappa che vede Valex, non riesce a calciare perché Bocao non glielo permette. Poi Turmena mette il pallone in fallo laterale, rimane in attacco la squadra di Rocha che è pronto adesso ad effettuare un altro cambio, sta parlottando con Loris di guida. Ancora Sutton, Valex, poi non riesce il mezzo sinistro del numero 7 in maglia nera. Chiacchiera Rocha in panca con Sutton, un po' la sua lampadina, il numero 10 Bocao. Turmena dalla sua giocata è andato il 3-1 e il tocco proprio del compagno, il connazionale Bocao. Ancora Turmena, zona centrale, Musumeci, Arillo, si gira ancora Arillo, poi la chiusura splendida da parte di Giappa, rimane in attacco la Meta Catania. Turmena, Bocao, ancora per Carmelo Musumeci, 1 contro 1, lo ferma Loris di guida. Attenzione, può ripartire la Came Dozon che prova con Giappa, adesso di guida, si è già però chiusa la Meta Catania. Giappa contro Arillo, dall'altra parte per Valex, affrontato da Turmena. Giappa, zona centrale, di guida, la pressione di Turmena, fallo del brasiliano ai danni del numero 7 della Came Treviso. È il terzo fallo della Meta Catania, 0 fino a questo momento quelli per la Came Treviso. Di guida, Giappa difende il pallone, prova a girarsi, non lo perde Bocao, lo intercetta, poi di guida, non gli permettono di calciare né Turmena né Bocao, poi Pulvirenti spazza via
Sacon fa buona guardia sulla pressione di Luis Turmena, che adesso chiama il cambio ed è pronto Michelino Podda. Intanto è entrato Dialluca sul parquet del Pallacatania, questa è una bellissima notizia. Dialluca che aveva avuto lo scorso anno nel finale di stagione un grave problema muscolare, poi le cure da parte dello staff medico della Meta Catania hanno riportato alla luce sul numero 7 uno dei valori aggiunti, lo dobbiamo dire, della formazione di Quandra, che riassapora nuovamente con costanza il parquet. Proprio lui va ad anticipare adesso Tornatore. Siamo entrati negli ultimi 4 minuti del primo tempo con la Meta Catania avanti 3-1. Bel colpo d'occhio anche questa sera da parte del Pallacatania, con oltre 1500 spettatori. Salirà l'adrenalina qui a Catania con la Champions League, lo ricordiamo, il main round 23, 24 e 26 ottobre. La Meta Catania giocherà in casa alle ore 20:30 tutte le gare. Attenzione a Valex, ci arriva Tornatore, mette il pallone in calcio d'angolo, pericolosissimo il numero 7 della Came Treviso, che rimane in avanti, vuole accorciare le distanze. La formazione di Rocha, non arriva Giapa sul tentativo di Loris Di Guida. Giapa gli indica proprio, mancava poco, un pochettino, stavo arrivando. Came pericolosa, 4 secondi, butta via il laterale di Dialluca, poi Di Guida la chiusura di Podda. Ritorna in possesso la formazione di Rocha. Del Gaudio. Di Guida, zona centrale. Ancora Del Gaudio, Di Guida. Sacon, poi la chiusura, la pressione fortissima di Dialluca, è rimasto a terra Valex. Gioco fermo. Dialluca va a sincerarsi delle condizioni dell'avversario. È entrato duro Dialluca senza fallo, però, come infatti non ha ravvisato l'arbitro, è rimasto a terra. Gioco fermo. Mancano 3:48 sul cronometro alla fine di questo primo tempo, con la Meta Catania avanti 3-1. Il primo vantaggio da parte di Michele Podda, poi il pareggio da parte di Sacon. È lo stesso Sacon che poi ha combinato un po' la topica, non si è capito, con Pietrangelo, ha aperto l'autostrada a Giovanni Pulvirenti per il gol del 2-1, e poi il terzo gol sulla giocata di Turmena, il piattone sinistro di Bocao a intercettare la traiettoria di sparo, ad anticipare anche Pietrangelo per il 3-1. Podda prova a cercare Dialluca, era bella l'idea da parte del numero 2 rosso-azzurro. Ora Pietrangelo corto, pressione dei Pulvirenti su Del Gaudio, che poi Donin perde il pallone. Dialluca torna in possesso in zona offensiva la Meta. Podda cerca spazio, si affida a Silvestri, poi Dialluca laterale a destra, il tocco di Del Gaudio, calcio d'angolo. E entriamo negli ultimi 180 secondi della partita di questo primo tempo.
Pallone fuori ancora Dialluca, non riesce a coordinarsi per il tiro, non glielo permette Donin. Ancora pallone per Pietrangelo, Donin gioca basso, poi profondità alla ricerca di Del Gaudio. Pallone troppo lungo da parte di Loris Di Guida. Came Treviso che però prova a salire con la pressione. Silvestri, scavetto verso Podda, pallone che finisce in fallo laterale. Fase adesso un po' di stanca della gara. Del Gaudio, Di Guida, ancora Del Gaudio, poi non c'è tocco di Podda, la rimessa laterale è per la formazione rosso-azzurra. Sbaglia il tocco Tornatore, sarà calcio d'angolo per la Came Treviso. Anche il rimbalzo del pallone non ha aiutato Tornatore. Bisogna aspettare il fischio dell'arbitro. L'arbitro che dice a Dialluca vi sto guardando, ce l'ha con le marcature strette tra Sacon e Dialluca. Ricordiamo anche le altre gare di questa prima giornata, oltre a Meta Catania e Came Treviso. Intanto pallone dentro, Dialluca l'ha intercettato, prova ad andare via Pulvirenti, primo tocco Silvestri, tutto bellissimo, peccato, tutto al volo, sarebbe stato un gol splendido della Meta. Andiamo a rivedere Dialluca, lancio lungo, Pulvirenti al volo, Silvestri non riesce a inquadrare la porta, sarebbe caduto il Pala Catania. Tutto bello da parte della Meta Catania. Attenzione adesso alla profondità verso Di Guida, c'è la chiusura, indovinate di chi? Di Giovanni Pulvirenti, che non so cosa abbia nei polmoni. E dappertutto il numero 6 della Meta Catania. Dicevamo della prima giornata che vede gli scontri tra Active Network contro Feldieboli, Pomezia contro Manfredonia, L84 contro Benevento Calcio 5. Meta Catania che sta appunto giocando contro la Came Treviso, poi Napoli che sta affrontando Pirossigino Cosenza, Roma contro Italservice Pesaro, Petrarca contro Sporting Sala Consilindena e Sandro Abate contro Genzano. Entriamo negli ultimi 2 minuti di gioco. Sempre 3-1 per la Meta Catania e in avanti la Came Treviso alla ricerca del gol che possa riaprire una partita che per ora è condotta con sicurezza dalla Meta Catania. Pallone giocato fuori, Carmelo Musumeci non molla Del Gaudio che poi si trascina il pallone in fallo laterale. Bocao, Turmena elude l'intervento, poi se ne va via. Il tocco di Turmena, il diagonale che per poco non inquadra la porta. Azione personale splendida di Luis Turmena, le sue giocate, pallone che è passato anche sotto le gambe di Sacon, poi Carmelo Musumeci al volo. Queste sono le sue giocate, schema spesso utilizzato lo scorso anno dalla Meta Catania, lo scarico fuori sul destro del capitano Etneo. Attenzione adesso allo scarico di Giapa per Donin che non inquadra la porta, è pericolosa anche la Came Treviso, scusate.
Bocao, Turmena, si è allungato troppo il pallone, l'ok tra Bocao e Turmena. Ultimi 80 secondi di partita, questo primo tempo. Pallone lungo giocato da Tornatore verso Arillo, poi Sacon riesce a non far tirare Attilio Arillo, altro giocatore con una grande confidenza con il gol, la grande qualità di un giocatore che ha dato veramente tanto alle maglie di Sandra Abate, Napoli, Feldi Eboli, un giocatore veramente importantissimo. Pallone che termina fuori, ultimi 43 secondi di partita in questo primo tempo, con la Meta Catania avanti 3-1, una Meta Catania che è riuscita a triplicare. Attenzione a Sacon, pallone che però si perde sull'esterno della rete. Turmena, Bocao, Arillo si gira, ha spazio, va a puntare ancora Arillo, scarica per Carmelo Musumeci, inseguito, pressato Turmena, sempre la sua zona, Turmena prova ad accentrarsi, non calcia, scarica su Carmelo Musumeci, ancora Arillo, ancora Turmena, sul destro, poi sinistro, non calcia ancora, Bocao, chiusura di Giapa. La Meta gioca col pallone incollato al piede. Ultimo secondo, poi arriverà la sirena. Eccola qui, finisce il primo tempo, Meta Catania 3, Came Treviso 1. Il vantaggio di Michele Podda, il pareggio di Sacon, il 2-1 di Giovanni Pulvirenti, ha triplicato Bocao. Ancora gara apertissima, ci sentiamo per il secondo tempo.
Sono già in campo le due formazioni, è tutto pronto per ricominciare. Meta Catania 3, Kame Treviso 1, gara apertissima. Rossazzurri avanti 3-1 grazie alle reti di Podda, al raddoppio dei Pulvirenti, al terzo gol di Bocao, in mezzo il momentaneo pareggio di Sacon. Vediamo però ora come reagirà Treviso, perché deve assolutamente mettere la testa fuori per cercare di accorciare le distanze e rimettere in piedi la partita. Tornatore, Arillo la mette giù col petto, pressato, ancora Carmelo Musumeci, blocco di Turmena, Musumeci allarga bene verso Bocao, ancora per il capitano. Palla Catania e spettatori del Palla Catania che tornano a prendere posto dopo la sosta sulle tribune dell'impianto etneo, quasi 2000 spettatori oggi. Sutton, ricomincia Treviso con Valex, ancora Sutton, la pressione di Turmena, Arillo, ancora Giappa. Meta Catania, vi ricordo che affronterà tra pochi giorni, la prossima settimana, 23, 24 e 26 ottobre, le 3 gare di Champions League, il main round. Meta Catania che giocherà sempre alle ore 20:30, e da queste 3 partite la Meta può cercare di staccare il pass per l'Elite Round, dove andrà ad affrontare il Gotha del futsal europeo. Sutton ha provato a cercare Sacon, si è intromesso Carmelo Musumeci, profondità verso Turmena, è uscito Pietrangelo a mettere il pallone in fallo laterale. Rimane in attacco la formazione di Quandra, pallone fuori, Arillo 2 volte, ancora numero, ha provato Arillo, ha messo fuori Giappa. Attenzione proprio da Attilio Arillo, nello stretto è un demonio il numero 10 della Meta Catania. Musumeci, Turmena, sterzata, calcia, Pietrangelo va a bloccare, ha tirato praticamente da casa sua, ma ha tirato una sassata Turmena con Pietrangelo che è andato a bloccare il sinistro del brasiliano. Giappa, spalle alla porta, prova a rimorchio, ancora Giappa, prova a girarsi, trova Valex, Tornatore, Manona a mettere il pallone in calcio d'angolo. Ottimo intervento del numero 1 rossoazzurro che a mano aperta ha messo il pallone in calcio d'angolo. Rimane in avanti Treviso. Ancora Giappa va a difendere il pallone, si gira bene e poi trova un super gol da parte di Giappa che accorcia le distanze. Grandissimo gol del capitano della Kame, ha eluso l'intervento di Bocao e ha messo il pallone sul secondo palo. Grandissimo gol del numero 12 della Kame Treviso e gara riaperta. E dunque è cambiato ancora il punteggio all'inizio di questo secondo tempo con la gran giocata di Giappa. Meta Catania 3, Kame Treviso 2. Ancora la Meta, Carmelo Musumeci 1 contro 1, scarica su Turmena che stavolta è sull'auto di sinistra, viene chiuso
Ancora Carmelo Musumeci per Bocao, pallone scaricato dietro. Ancora Turmena, prova l'1 contro 1, numero di Arillo nello stretto, Pietrangelo dice di no. Gran numero di Attilio Arillo, è andato via centralmente. Guardate, con la finta di corpo, hop, ha mandato via Valex e poi con la punta ha esaltato i riflessi di Pietrangelo che ha messo il pallone in calcio d'angolo. Ha preso un colpo al costato Giappa che deve chiedere il cambio. Il capitano di Treviso, gol meraviglioso, ma questi sono i suoi gol. Calcio d'angolo per la meta, tocco corto, Turmena nello stretto, pallone che non è uscito secondo l'arbitro. Ancora Meta avvicina al quarto gol, ancora Pietrangelo attento tra i pali. Terzo minuto della ripresa, pallone fuori per il capitano Carmelo Musumeci, affrontato da Sutton. Ha capito tutto, parte il contropiede, Donin non riesce però a dare profondità alla sua squadra che rimane in possesso. Gara riaperta dal gol di Giappa. Azzoni, Sutton. Donin spazza via. Possesso che torna per la Meta Catania. Intanto sul parquet Etneo sono rientrati in campo Gianluca e Gabriel Pina. Pietrangelo, pallone addomesticato benissimo da Del Gaudio. Donin, zona centrale, affrontato da Arillo. Ancora Donin, non è riuscito il tocco ad Azzoni. Sutton arriva a rimorchio. Attenzione perché la Came adesso ci crede. Del Gaudio chiuso da Arillo. Ancora Del Gaudio che recupera, pallone nel cuore dell'area, non c'è il tocco di Azzoni. La Meta adesso sta soffrendo. Osserva coach Quandra i suoi giocatori. Pietrangelo adesso è uscito per anticipare Pulvirenti che è tornato tra i pali. Poi attenzione, il tocco di Azzoni, attenzione a Donin, tornatore, va a chiudere bene in maniera provvidenziale. Andiamo a rivedere il palo. Pulvirenti, carambola su Azzoni, palla sul palo, clamoroso, poteva essere un autogol pazzesco. Poi Tornatore ha chiuso tutto, attenzione Azzoni, ancora Pulvirenti, pallone in fallo laterale. Adesso si alzano i ritmi della partita. Donin, ancora lui, auto di destra, prova a cercare la porta, non la trova. Gioco fermo perché il parquet è bagnato, deve intervenire lo spazzolone provvidenziale per asciugare il parquet del Pala Catania. Pina, è chiaro che la Meta magari ha anche in testa un po' la Champions in questa prima giornata, però attenzione perché c'è il fallo fischiato a Del Gaudio, fallo chiamato a Giovanni Pulvirenti, lo andiamo a rivedere, giudicate voi dalle immagini. Punizione molto pericolosa e favorevole per la Came
Treviso. Sul pallone pronto Valex. L'arbitro va a parlottare in panchina con il capitano, con Carmelo Musumeci, che si è lamentato molto. Sutton e Valex, vediamo il tocco. Sutton leggera tra le braccia di Tornatore, che poi sbaglia la misura. Si scusano entrambi, sia Gianluca che Tornatore. Azzoni, Donin, profondità, cerca Del Gaudio, non è più rientrato. Giapa. Pallone dentro, Gianluca, Pietrangelo, miracolo, pazzesca la parata di Pietrangelo. La dobbiamo andare a rivedere assolutamente, attenzione, perché Gabriel Pina poi va ad anticipare di guida. Guardiamo e rivediamo cosa ha fatto il numero 1 della Came Treviso. Il rilancio lungo di Tornatore, il tocco perfetto di Pulvirenti per Gianluca, botta secca, Pietrangelo, piedone a respingere. Grandissimo intervento del numero 1 della Came Treviso. Che azione, ma che apertura ancora di Pulvirenti, che da pivot sta giocando partite straordinarie. Credo che sia anche una risorsa per quello che può essere il fattore nazionale. Poi è chiaro che ogni allenatore ha le sue filosofie, però uno che è attento a determinati dettagli come coach Samperi, vedere Pulvirenti anche lì non è sicuramente male, soprattutto nella concezione anche del futsal. Che ha il CT Samperi. Azzoni. Ancora Pietrangelo sulla pressione ancora di Pulvirenti, che quando entra come un demonio va a pressare praticamente tutti. Pina, Podda, prova il numero, non gli riesce. Treviso ritorna anzi nuovamente nella metacampo rosso-azzurra. 3-2 il parziale. Ci avviciniamo al 6° minuto del secondo tempo. 14 ancora da giocare. Azzoni al volo, c'è Gianluca che mette il pallone in calcio d'angolo. Gara in questo momento di grande equilibrio, attaccata ai colpi del singolo, ai dettagli, alle giocate, agli errori anche, che poi per esempio nel primo tempo sono stati determinanti. Podda, chiuso da Azzoni sul più bello. Ancora Podda, fuori Gianluca! Mamma mia, cosa aveva fatto? Si era coordinato, sforbiciata volante. Riavvolgiamo il nastro, accendete le telecamere, guardate Gianluca. Il pallone, se si abbassa, è vero che Pietrangelo era in traiettoria, ma che giocata del brasiliano. Pulvirenti recupera il pallone, ancora lui, pallone dentro, Donin a mettere fuori. Giovanni Pulvirenti chiama anche il Palla Catania, c'è bisogno anche di sentire la scossa del pubblico del Palla Catania. Recupera il pallone ancora Podda, Pulvirenti che è ovunque. Ancora lui, apertura saggia per Podda che va a sterzare, ancora Podda, il tocco di Del Gaudio, calcio d'angolo, adesso alza i giri la Meta Catania.
Rivediamo l'azione di Michele Podda come in occasione del gol del vantaggio. Stavolta la porta era trovata ancora, Del Gaudio però ha messo fuori Gianluca, calcio altissimo. È tornato in campo nella Camme Treviso Giapa, è tornato in campo anche l'altro capitano, e capitano non dimentichiamolo anche della nazionale italiana, Carmelo Musumeci. Ormai un simbolo di questo sport, Pulvirenti ad anticipare di guida. (13 al termine). Sacon, si è allungato troppo il pallone, Ugas. La chiusura ancora di Sacon, poi Bocao, il recupero di Tornatore. Attenzione, errore di Carmelo Musumeci, non ne approfitta di guida, che poi ha cercato Giapa. Bisogna fare molta attenzione su questi palloni sporcati che possono poi diventare determinanti nell'area avversaria. Di guida al centro, frana a terra Ugas. Non c'è nulla per l'arbitro, si ricomincia da Sebbi Tornatore. Arillo, ritornato in campo, Bocao, grande apertura per Turmena che ha spazio, ancora Turmena, Giapa non gli permette di calciare, recupera ancora Carmelo Musumeci al centro del centrocampo, ancora per Turmena, servito da Bocao che allarga ancora per il capitano della Meta Catania, centralmente Arillo, Pietrangelo, ancora determinante col piedone il portiere della Camme Treviso. Rivediamo l'azione centrale, Carmelo Musumeci, Arillo si gira destro, piedone di Pietrangelo ancora una volta. Bocao fuori, non riesce a raggiungere la sfera Turmena. Di guida a sua volta non riesce a trovare Ugas. Giapa, attenzione a fare girare il capitano di Treviso, Sutton, diagonale insidiosissimo, stava arrivando Sacon in traiettoria vicino al gol del 3-pari Treviso con la giocata di Sutton. Musumeci, attenzione, va a trovare Arillo, viene steso da Sutton che si becca il giallo.
E adesso seguiamo questo calcio di punizione interessantissimo per la Meta Catania. Vediamo la scelta, potrebbe tentare Bocao. C'è anche Carmelo Musumeci, stanno parlottando i due, potrebbe esserci scarico per Turmena. Vediamo cosa decidono. Tutto pronto, Bocao si allontana. Musumeci, Turmena, chiusura da parte di Valex. Non è andata bene la scelta. Peccato, era una buona occasione da sfruttare sicuramente meglio per la formazione rossazzurra. Fatto sta che Treviso ritorna in possesso. Giapa, attenzione per Sacon, poi Arillo controlla il pallone, se ne va via ancora con grande stile, lo ferma però Giapa di forza, ancora Giapa verso Sacon, c'è il fisico poi di Carmelo Musumeci, giallo per Sacon che aveva allargato il braccio nei confronti del capitano della Meta Catania. Lo possiamo rivedere forse? No? Riprende il gioco, numero di Turmena, ancora Turmena di forza, viene inseguito, è raddoppiato da Giapa che lo ferma. Musumeci, Bocao, Turmena, attenzione, ancora 1 contro 1, ancora Turmena, danza sul pallone, cerca spazio, lo porta sul destro che non è il suo preferito, poi Musumeci prova centralmente, fermato da Sacon, poi Pietrangelo. Bocao stavolta non vuol far stoppare il pallone a Giapa, spazza in tribuna il brasiliano. Ci avviciniamo alla metà del secondo tempo, mancano praticamente 10 minuti alla fine del match, con la Meta Catania avanti di una rete, 3-2. Musumeci mette la terza, fermato ancora da Giapa, alimenta Turmena, Pietrangelo aveva tirato un'altra sassata. Turmena, ancora Pietrangelo a chiudere la porta. Il colpo di testa di Azzoni, poi Giapa recupera, Arillo lotta, Bocao recupera il sistema, riparte Tornatore, palla al piede, zona centrale, ancora per Bocao. Turmena, gran numero su Sutton, Turmena, poi non riesce il suggerimento per Arillo. Che giocata di Luis Turmena, guardate, mamma mia, che colpo sotto di Luis Turmena. Ancora lui, ancora a sinistro, ancora Pietrangelo, prima col sinistro poi col destro, insuperabile il numero 1 di Treviso, che ancora una volta qui al Pala Catania comincia ad alzare i giri e fa la differenza. Lo ha fatto tante volte Pietrangelo proprio a Catania. Turmena fuori, Musumeci, Azzoni in traiettoria, ancora Musumeci di guida a evitare ancora la stoccata del capitano rossoazzurro. Bocao,
Musumeci. Arillo prova a girarsi, l'ultimo tocco è sbagliato da parte di Valex, rimane in attacco la formazione etnea. Donin frena, Valex di guida, Valex tornatore 2 volte, straordinario Sebi Tornatore, prima col piede poi col corpo a eludere l'intervento di Jack Cazzoni. Ancora Tornatore, manona sul sinistro di Valex. Ancora Valex, stavolta la respinta ancora di Tornatore, più semplice per il portiere rossoazzurro. Pietrangelo, pallone lungo sopra la traversa di Tornatore. 8:43 da giocare. Arillo prova il controllo, arriva Gianluca, ancora Arillo, Gabriel Pina, Podda, ancora lui contro Di Guida, se ne va via Podda, apre bene per Pina sotto le gambe di Valex, poi Di Guida, ancora Valex, poi non c'è fallo. Gianluca alleggerisce per Tornatore. Arillo, vediamo se c'è spazio, ancora Arillo, metà campo della Came Treviso, ancora Arillo, limite Pietrangelo a respingere. Adesso pressa ancora la Meta Catania alla ricerca del +2, Podda dall'altra parte, Pietrangelo ad intuire addirittura la traiettoria per Gianluca. Azzoni, la giocata di Valex ancora verso Azzoni, che però non riesce a raggiungere il pallone. Podda trova Gianluca, pallone dietro per Gabriel Pina, sfera che è uscita in fallo laterale. Intanto stiamo rivedendo il destro di Arillo, ancora una volta c'è Pietrangelo a dire di no. Podda danza sul pallone, giocata di Podda, carambola che per poco non lo favoriva, poi Pina per Gianluca che ha provato a raggiungere, attenzione perché c'è tutto solo Tornatore che dice di no sulla conclusione. Sulla conclusione di Sacon, la andiamo a rivedere. Grandissimo intervento di Sebi Tornatore, i due portieri stanno facendo veramente la differenza in questo secondo tempo. Gioco fermo perché ha ricevuto una botta Michele Podda, che adesso si rialza.
Tornatore intuisce tutto, pallone per Pulvirenti che poi prova a cercare Gianluca, pallone che termina in fallo laterale sulla carambola nel recupero cercato da parte di Sacon. Pallone che termina in fallo laterale sul tentativo ancora di Gianluca, che è voglioso di recuperare il tempo perduto, il numero 7 rosso-azzurro, che sarà una pedina, una delle pedine fondamentali di questa stagione. Pulvirenti ancora centrale per Carmelo Musumeci che anticipa Pietrangelo e poi Pulvirenti ancora ha provato il destro che si è perso sull'esterno della rete, ha approfittato della giocata del capitano rossoazzurro. Attenzione ancora a Sacon. Intanto nella meta Catania credo sia rimasto a terra Michele Podda. Non so se le telecamere ci aiutano. Sì, è proprio lui. Sta effettuando degli esercizi di stretching. Attenzione ancora a Pulvirenti che non raggiunge il pallone. Mancano 6 minuti alla fine della partita. Valex, chiusura ancora di Pulvirenti, gara ancora molto equilibrata e appesa ad un filo. Sutton centralmente, ha capito tutto Pina, pallone che però termina in fallo laterale, rimane in attacco la Kame Treviso. Attenzione a Del Gaudio, para facile, Tornatore, il piattone del numero 9 di Treviso, poi Gianluca contro Sacon, attenzione, si apre un'autostrada, Sutton vicinissimo al 3-3 sul rimbalzo, si è aperta una voragine, l'assist perfetto da parte di Sacon. Turmena chiuso da Giapa. Attenzione ancora all'opportunità per Giovanni Pulvirenti. Musumeci. Elude il velo di Pulvirenti per Bocao. Ancora Pulvirenti, zona centrale.
a destra adesso per Turmena, le finte del brasiliano, ancora Turmena, largo per Carmelo Musumeci con la punta di destro, ha provato poi Tornatore ad anticipare tutti. Bocao, Turmena contro Giapa, ancora Turmena, sinistro, poi la carambola davanti a Pietrangelo con Pulvirenti che non riesce a toccare il pallone in rete. 4:44 sul crono. Donin, attenzione contro Arillo, sarà calcio d'angolo, no, l'ultimo tocco del giocatore di Treviso. Turmena inseguito da Donin, rischia molto Bocao, zona centrale, Valex, palo clamoroso da parte di Treviso. La meta Catania leggera in questo disimpegno con Valex, con forse l'ultimo tocco era stato di Carmelo Musumeci, il palo a salvare Arillo dal gol sfiorato della Came al gol fatto. Attilio Arillo fa impazzire il Pala Catania. L'abbiamo rivisto, Attilio Arillo, primo gol con la maglia rosso-azzurra, mette il pallone all'angolino ed è il gol del 4-2. Gol pesantissimo dopo il palo da brividi di Valex che stava portando al 3-3 di Treviso, la stoccata di Attilio Arillo praticamente mentre stava cadendo. Adesso power play per Treviso che prova adesso il tutto per tutto quando mancano 3 minuti e 42 secondi sul crono. Attenzione, pallone alto, Turmena, Pulvirenti, Turmena, ci arriva Del Gaudio che sta difendendo i pali, torna il power play, ancora superiorità per Treviso. Sutton, zona centrale, Valex, si chiudono le maglie rosso-azzurre, prova a trovare spazio, Tornatore, poi Giapa, ci pensa Turmena a chiudere, non molla la Came Treviso, ritorna sotto, vuole ridurre le distanze, vuole ritornare in partita, mancano 2:55, difende i 2 gol di vantaggio la meta Catania. Sutton, Valex, Del Gaudio fuori, Sacon, Tornatore, l'ha toccata in calcio d'angolo e volato all'angolino il numero 1, lo rivediamo. Sacon, piattone, Tornatore in calcio d'angolo. Sutton, 2:37, Giapa, Sutton, pallone per Valex, Giapa, attenzione all'intercetto di Bocao, pallone per Carmelo Musumeci che va via, la porta è sguarnita, Musumeci la salva Sacon sulla linea, attenzione perché riparte Treviso,
Sutton, non c'è un attimo di sosta, Valex, chiusura di Pulvirenti, limite, Giapa, Valex non trova maglie nere. Che occasione per il capitano Carmelo Musumeci, non è riuscito a mettere il pallone dentro. Poteva essere la chiusura definitiva del match, 2 minuti alla fine. Ancora Giapa, 1:20. Dentro, salvataggio di Carmelo Musumeci e di Tornatore a mettere una pezza e a evitare la terza rete. Pulvirenti trova Turmena, Giapa non glielo permette, si alza il grido del Palacatania su un tocco. Carmelo Musumeci contro Pietrangelo, ha provato la giocata spettacolare da Globetrotter, non gli è riuscita al capitano della Meta Catania, Valex. Sacon, 30 secondi, Sacon, Tornatore del Gaudio, calcio d'angolo sul salvataggio di Bocao, siamo ai dettagli. ...30 secondi... time out, ultimi 30 secondi. Sutton, zona centrale ancora per Sacon, Valex non riesce. Tornatore, Pulvirenti, siamo ai dettagli, ultimi 20 secondi, 2 gol di vantaggio. Sutton, sterza, Tornatore, ma non ha ancora a respingere. Grande partita di Sebbi Tornatore. Bocao, poi prova la conclusione che finisce fuori. Ultimi 8 secondi, siamo ai titoli di coda di questa prima giornata, di questa prima partita qui al Palacatania. 6 secondi con Sutton, Carmelo Musumeci che ha provato, non c'è più tempo perché mancano 2 secondi
alla fine della partita, c'è la rimessa laterale. I titoli di coda parlano di 3 punti che si porta a casa la Meta Catania. I campioni d'Italia ripartono da dove avevano chiuso, una vittoria fondamentale, partire col piede giusto. Vittoria per 4-2, la decide in una partita tiratissima il gol di Attilio Arillo, decisivo nel 4-2 finale. Vi abbiamo raccontato le emozioni del Pala Catania, adesso scendiamo giù per le voci dei protagonisti.